Europarlamento. Allora, io stasera ho il piacere di ritrovare ancora una volta per qui Europarlamento, però la nostra Anna Cisint, già sindaco di Monfalcone e oggi eurodeputata al Parlamento europeo con i Patriots for Europe. Anna, buon Santo Natale. Lo possiamo Altrettanto dire? buon Santo Natale a te, buon Santo Natale agli ascoltatori. Esattamente, e questa è, diciamo, la vostra iniziativa, quella che insieme con Silvia Sardone e Susanna Ceccardi state condividendo sia a livello europeo che a livello nazionale. Come mai? Che cosa sta succedendo oltre a quello sceno presepe con la faccia di Gesù cancellata in quel di Strasburgo? Guarda, sta succedendo che, come da anni denunciamo e ogni giorno è peggio, ogni Natale è peggio, sta succedendo che per non ledere la sensibilità di chi ha un credo diverso dal nostro, quindi con un concetto di politica di inclusione al contrario, si vanno ad azzerare i simboli importanti che danno la dimensione di quello che siamo, delle nostre radici. E arriva Natale, il 25 nasce Gesù, e che cosa pensa di fare il comune di Bruxelles? Fa un presepe, spende anche un bel po' di soldi pubblici e annulla i volti di Gesù, Giuseppe, Maria, fa un'operazione di, tra virgolette, spersonalizzazione assoluta. Ma questo non lo fa solamente il municipio di Bruxelles con quel presepe che non è un presepe, lo fanno concettualmente in tanti, perché l'obiettivo che hanno è quello di evitare di farci vivere un momento importante della nostra storia cristiana, cattolica, occidentale, delle radici del nostro paese, perché ci vogliono omologati, ci vogliono tutti uguali e hanno il desiderio quindi di, come dire, far sì che si dimostri una quasi vergogna della nostra storia. Ecco, peccato che un paese che si vergogna della sua storia cessa di essere un paese. È quello che sta accadendo in Europa, ventre molle, l'abbiamo già visto con tutta la questione Islam, e lo continuiamo a vedere sempre di più, in particolare in Francia e in Belgio, ma anche in Italia, e lo stanno portando avanti anche alcune istituzioni. Pensa che c'è un comune in Belgio dove il sindaco è un sindaco di centrodestra, che ha fatto, come ognuno di noi fa, almeno così si spera, e noi con questa attività che a cui hai fatto riferimento lo vogliamo rilanciare. Questo sindaco ha fatto il presepe, c'è stata una manifestazione della sinistra in piazza che come dire, lo ha accusato delle peggiori cose, perché lui all'interno del municipio, cosa che a Monfalcone, se volete venire a vedere, ce ne sono un'ottantina di presepi in mostra, bellissimi, ecco, lui ha fatto una cosa normalissima, è stato, noi allora abbiamo detto, guarda, io, la Silvia e la Susanna abbiamo detto, noi lo vogliamo riaffermare questo principio importante, perché la resa culturale totale, la sottomissione, a tutto ciò noi non ci stiamo, e quindi siamo sui muri delle nostre, diciamo, circoscrizioni con una stessa battaglia, con una stessa grafica, dove il tema è noi che suggeriamo di valorizzare il presepe che è un simbolo importante, e chiediamo a tutti di non piegarsi alla paura di offendere qualcuno, che peraltro questo tentativo che stanno perseguendo ha un obiettivo che non verrà mai raggiunto, perché questi non hanno capito che anche facendo così, nel momento in cui ci sarà da scegliere politicamente come schierarsi, gli islamici faranno ciò che hanno fatto a Monfalcone, che stanno facendo a Roma, e vedrai che a breve faranno partire anche a Torino, ovvero un partito proprio. Mamma mia. Questo è proprio vero che la letteratura molto spesso riesce ad anticipare la realtà, perché è quello che succede nel romanzo Sottomissione di Houellebecq. Esattamente, concettualmente è quello, ma vedi, ci sono ormai
delle dimostrazioni fattuali, no? Io sono stata accusata delle peggiori cose e poi devo dirti che la visionaria Fallaci, io l'ho fatto perché l'ho visto, ma lei addirittura l'aveva immaginato, l'aveva visto molto bene. Come Cioè no? la realtà delle cose è poi nei fatti e anche nei report che le intelligence fanno, preoccupandosi in maniera netta di situazioni gravi per il nostro futuro, perché quando si parla di sottomissione, no? Sì, E questa di rinunciare ai propri simboli è una forma di sottomissione. Cioè dire taglio come ho letto anche, ha fatto un sacerdote in Italia, taglio Gesù nel presepe, ma se vuoi fare una roba eclatante, falla in un altro momento, no? Quando si tratta di parlare del Natale, ricordati che invece devi dare la speranza di ciò che sarà. E i report dell'intelligence francese, ma sotto sotto ci sono situazioni identiche, solo meno conclamate in Italia, beh, dicono con chiarezza che noi siamo già all'interno di questo percorso di radicalizzazione e di sottomissione. E allora è gravissimo che si accettino sempre di più, no? Perché ridursi a questo ruolo opaco porterà alla scomparsa, capisci? Quindi sì. questa è anche quest'anno, noi lo combattiamo. Qualcuno pensa che sia folklore, non ha capito, non è folklore, è rispetto dei valori, è rispetto delle radici, è che valorizzi ciò che sei stato perché vuoi continuare ad essere quello che negli anni la tua cultura e la tua storia e la tua tradizione ha potuto costruire, no? Ecco, quindi è tutto meno che folklore, è una battaglia per l'esistenza di un popolo che vuole, anche attraverso un momento importantissimo come quello del Natale, dire noi ci siamo come popolo, ci siamo come cristiani, ci siamo come cattolici, ci siamo perché i simboli hanno un peso e un valore e i simboli non possono essere deturpati, non possono essere, non può essere che ti metto un viso che non è un viso, non può essere che taglio a pezzettini un Cristo, che tolgo il Natale, la nascita di Gesù dai canti, tutto ciò non può essere. Infatti, ma aggiungerei anche un'altra cosa e mi scuso se se questa cosa può sembrare, diciamo, di carattere personale o intimo. Voglio dire, tu sei una madre e il presepe è la nascita di un bambino. Ogni figlio che viene al mondo è un nuovo inizio. E anche in Certo, fondo l'idea creativa, propulsiva che è alla base del cristianesimo. Scegli la vita, esattamente. scegli di cominciare. E la cosa più eclatante, e qui vedi proprio il puzzo della politica che non c'entra assolutamente niente col presepe, è proprio questo, perché ci sono milioni di islamici che si chiamano Issa, cioè Gesù, o Meriam, Maria, e per i quali Gesù Cristo è semplicemente un profeta e lo rispettano e finisce lì. Quindi questa è una sporca manovra politica, oltre che estremista e fanatica da parte di alcuni, che non ha, che vuole proprio distruggere anche l'idea di un nuovo inizio che è alla base della società occidentale, che è una società culturalmente creatrice. Mi pare che le start-up stiano qua, non a Gaza o in Iran, per cui qualcosa forse questo Occidente così cattivo, bianco, cristiano, eccetera, eccetera, qualcosa di buono l'ha fatta pure, non ha fatto solo delle guerre e così via, come tutti questi woke ci vengono a raccontare, perché poi alla fine è tutto un blocco di strumentalizzazioni che si somma, o mi sbaglio? No, e guarda, hai raccontato e hai fatto una sintesi perfetta, perfetta. E infatti nasce questa modalità di distruzione, no? Non solo dell'idea del nuovo inizio che il presepe rappresenta, ma anche del futuro di un popolo, di un Occidente, no? Che è Sì, l'obiettivo che ha l'Islam, come dicevo anche recentemente, che ha neanche troppo velatamente ormai, perché quelli che non fanno politica e sono tecnici, quindi non possono essere tacciati come alcuni di noi di razzismo, xenofobia o islamofobia, beh, dicono attenzione perché la situazione è gravissima, attenzione perché l'Islam vuole governare, conto di pensiero libero, no? Ecco perché questo è il sì, pensiero woke, allora va in questo senso, va nel senso che hai bene detto tu,
con la paura e quindi con l'esigenza di piegarci alla paura di offendere qualcuno nel tentativo anche politico di seguire per quanto riguarda questa sinistra che veramente ci può portare alla rovina. E sperano quelli che sperano possano diventare elettori, svendono l'Occidente e come hai detto bene tu, colgono anche l'occasione del Natale per comprimere sempre di più ovunque, dalle scuole, per arrivare poi anche alle pubbliche piazze, il concetto della nascita, della speranza, l'idea della nascita di Gesù, perché quello che mi sconvolge anche è che qualche soggetto vicino, diciamo, anche alla Chiesa, appoggi questa modalità, perché te la aspetti da alcuni, ma non te la aspetti da altri, no? Io Certo, chiederei a queste persone, ma Gesù nasce, ma possiamo parlare di lui? infatti. Bella domanda, bella domanda. Anna, oltre a questo, questa settimana tu e Susanna Ceccardi avete lavorato e avete rilasciato una dichiarazione a proposito della questione dei paesi sicuri. Quindi Sì. finalmente questa infinita telenovela che è cominciata alle ultime elezioni con la nascita dell'attuale governo italiano, con il centro in Albania, con la magistratura che ogni volta in cui il governo provava a dire qualcosa, ah no, qua non si può fare, l'Europa non vuole il ricorso, quella. Forse questa telenovela è arrivata alla fine. Ce lo puoi spiegare, per favore? Guarda, ieri sera c'è stata una commissione dove io e Susanna, i voti della Lega sono stati essenziali, abbiamo contribuito fattivamente a ottenere un risultato storico, 3 risultati storici. Quello che dicevi tu, perché ci dovrà essere ancora un passaggio, diciamo formale, ma ormai il voto condiviso di un centrodestra unito, stranissimo ma necessario a livello europeo, dove appunto la Lega con i Patriot è stata decisiva. Ricordiamo che il nostro è un gruppo, è il terzo gruppo in Europa, la Lega sta facendo una gran parte anche di competenze, di comunicazione, e ieri è stato modificato quel provvedimento che noi non avevamo votato anche per queste ragioni nell'aprile del 2024, immigrazione e asilo, perché in realtà questa modifica consentirà intanto di individuare certamente un concetto di paesi terzi sicuri molto più ampio, nel senso, se tu sei arrivato con il barcone e sei passato attraverso la Tunisia, tu non potrai più dire che la Tunisia non è un paese sicuro, perché ci sei Certo. passato. Ecco, questo è un elemento molto importante. Sono alcune casistiche molto chiare, molto specificate, che consentono di bloccare il procedimento prima di entrare nel merito, cioè non hai i requisiti per poter entrare. Questo è uno di quelli. Il collegamento poi con ciò che magari sei stato, hai familiari in quel paese, conosci la lingua, anche questo dimostra che quello per te è un paese terzo sicuro. Poi amplia la casistica anche ai paesi con i quali o l'Unione Europea o ciascun paese membro, l'Italia ad esempio, ha già stipulato degli accordi. Ecco, anche questo fa sì che, anche di altro tipo, anche questo fa sì che il paese sia definito paese terzo sicuro. Poi una cosa meravigliosa, perché abbiamo fatto passare, e questo è puramente un emendamento che è partito da noi, Sì. il fatto che nel momento in cui c'è un ricorso, una impugnazione, no? Cosa che in Italia sappiamo bene può durare anche 10 anni prima di avere la risposta, beh, in questo caso anche la presentazione del ricorso non sospende il fatto che tu possa essere allontanato verso il paese terzo. Quindi non aspetterai più qui, non ingolferai più, no, tutto il sistema, perché anche se hai presentato ricorso, nel frattempo vai al paese terzo sicuro. È un cambio di rotta importante. Poi altre 2 questioni però che voglio dirti veramente essenziali. Una, io ci lavoro proprio personalmente da tempo e credo che finalmente siamo abbastanza vicini alla soluzione, riguarda la rotta balcanica, perché la rotta balcanica che ho frequentato, tra virgolette, assieme a un amico giornalista, sono stata là e ho visto in Bosnia Biac cosa succede. Beh, certo, si sono ridotti gli arrivi, ma ci sono. Ieri è stata approvata l'accordo per cui
in Bosnia Frontex dovrà dispiegare molti più uomini e mezzi, perché è da lì che parte, dalla città di Bihac, per bloccare il passaggio appunto sulle, chiamiamole colline montagne, sono più colline che montagne, che poi portano gli extracomunitari, tutti maschi, tutti islamici, prima a Trieste attraverso la Croazia e la Slovenia e poi destinazioni preferite Trieste, Venezia, Milano. Ecco, quindi una parola molto importante è stata detta su questo, perché l'approvazione di questo accordo fa sì che Frontex faccia da barriera con uomini e mezzi affinché si riducano i passaggi che creano una situazione grave di insicurezza poi nelle città, perché io che appunto frequento molto Trieste e anche Venezia, posso dirti quanto è pesante la presenza giorno e notte di questi clandestini che ovviamente permangono e si sentono tranquilli nel momento in cui arrivano in Italia. Ecco, quindi questa è un'altra misura importante. La terza è quella che riguarda i minori stranieri non accompagnati. E anche qui una modifica molto importante che dice in sintesi: caro minore straniero non accompagnato, posto che io direi e stiamo spingendo su questo, per dire che sei minore voglio farti i raggi o voglio verificare che tu effettivamente sia un minore, ma questo l'Europa il PPE e la maggioranza non l'ha assolutamente ancora recepito, ma noi non ci fermiamo nella battaglia. Invece è passata una cosa però fondamentale, cioè se tu che sei qui ti comporti, fai delle azioni che sono di minaccia alla sicurezza nazionale o di minaccia all'ordine pubblico, anche tu verrai allontanato verso i paesi terzi sicuri. Un'altra misura anche come deterrente, oltre che come cura, tra virgolette, molto importante. Ecco, un grande successo ieri, avremmo voluto fare ancora di più perché le nostre proposte erano ancora maggiori. E abbiamo combattuto ad esempio perché l'elenco dei paesi terzi sia di possibilità, di possibile identificazione diciamo nazionale, ciascuno per la propria parte. Per il momento sono quelli definiti come elenco, sono 7. Tra l'altro ti dirò che dentro c'è il Bangladesh, perché uno dei principi che veniva contestato dalla magistratura era sì, ma non in tutto il Bangladesh c'è tranquillità. Ho capito, ma il principio che abbiamo fatto passare è basta che una parte del Bangladesh sia tranquilla, cioè si possa definire paese terzo sicuro anche se in quota parte questo lo è, anche perché se vieni in Italia nello stesso momento puoi andare anche nella quota parte sicura del Bangladesh, no? Ecco, quindi misure veramente molto molto importanti e stiamo lavorando affinché tutto ciò sia, possa partire entro maggio-giugno 2026. Molto bene. Anna, allora, intanto grazie del tuo tempo. Secondo, Grazie buon a te. lavoro. Quali saranno ora i tuoi Grazie. prossimi impegni? Ma sono a Bruxelles, oggi abbiamo un bel po' di cose da fare, ieri è stato un grande successo, ne abbiamo ottenuti, devo dire, più di uno in questo percorso. E comunque, ovviamente, io combatto assieme ai miei colleghi e alla Lega, che in maniera coerente è l'unico partito che da sempre dice no alla radicalizzazione, è un pericolo, lottiamo per il futuro del nostro popolo e del nostro paese e lo stiamo facendo concretamente con delle misure fondamentali da applicare e altre da determinare. Poi io mi occupo anche della portualità, dei corridoi, della pesca, sono cose che nessuno mi chiede, però che io faccio anche con una certa costanza e anche portando risultati. E poi sempre sull'immigrazione, quindi portualità, logistica, pesca, immigrazione, diritti del nostro popolo e lotta alla radicalizzazione. Non c'è un minuto libero, devo dirti, da oggi fino al 23 dicembre compreso. Molto bene. Allora, in attesa di avere un momento di respiro il 23 dicembre, comunque buon Santo Natale Grazie, buon Santo Natale a te, alla tua famiglia e a tutti gli ascoltatori. a tutti voi.